Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo all'interno di una bella battaglia navale in multiplayer. Come potete vedere gli eserciti sono due, combatto contro un bel avversario di nome Seppellini all'interno del mare del Giappone, una mappa totalmente innovativa e quindi nuova, e vediamo un po' che cosa accadrà in questa battaglia. Allora, adesso eccoci all'interno del nostro schieramento, all'interno di queste acque. Come potete vedere la mia flotta è abbastanza semplice, dispongo della mia bella corazzata classe Kotetsu, ovviamente accompagnata da una bella torpediniera ragazzi. Questa nave è davvero molto particolare, la torpediniera è una nave piccola e veloce che è dotata di siluri e quindi possiamo considerarla una nave praticamente utilissima, perché con questi piccoli siluri è in grado di buttare giù anche un enorme gigante del mare. Però ovviamente, come potete vedere, è una nave molto piccola, modeste dimensioni, e può essere distrutta molto facilmente, quindi viene usata soprattutto per dare supporto alle navi più grandi. Invece da questo frontone, in questo frontone dispongo di due altre navi in legno, una corvetta di legno classe Karin Maru con ben 12 cannoni, 6 su ogni lato, ed è una nave abbastanza solida, una nave di medie dimensioni che può essere considerata una vera e propria nave di classe media. Dall'altro lato possiamo ritrovare una bella corvetta in legno classe Kankumaru con una portata del cannone 750 e 3 cannoni da ogni lato, quindi una nave di medie dimensioni però con una capacità di fuoco. Allora ragazzi, l'esercito del nemico invece è composto da 3 navi di modeste dimensioni, dispone di una bella corvetta in legno. La corvetta in legno di classe Kasuga è una corvetta molto innovativa che dispone di 16 cannoni con una portata di 750 ed è utile perché ha una buona potenza di fuoco e anche un morale abbastanza elevato. Poi possiamo notare la corvetta in legno classe Kaiten. La classe Kaiten è quella che dispongo anch'io, quindi è una corvetta con una capacità di fuoco limitata, però è utile soprattutto per offrire supporto alle unità più grandi. E inoltre ritroviamo la classe Kotetsu, ovvero il comandante, questo cecchino dei mari che può sparare a una portata davvero elevata e quindi far fuori le unità avversarie in una maniera proprio esplicita. Allora, con tutta la mia flotta continuo ad avvicinarmi, intanto qualche cannonata si è stata scambiata tra le due flotte. Ovviamente per adesso non utilizzo l'abilità motore surriscaldato perché mi ritrovo in ottimo vantaggio con le mie navi, e ovviamente vi ricordo che il motore surriscaldato è un'abilità che può essere molto pericolosa perché può portare le nostre navi alla fusione del motore, e questo è davvero un fattore davvero molto negativo per le nostre navi. Intanto ho posizionato all'interno dei miei cannoni le pallottole incendiarie che vengono utilizzate per appiccare il fuoco nelle imbarcazioni nemiche, e intanto cerco di guadagnare vantaggio all'interno di questo frontone per colpire il nemico sul lato sinistro. Ecco, guardate ragazzi, è iniziato un vero conflitto a fuoco con le mie navi. Adesso ho attivato anche l'abilità velocità di ricarica, l'abilità che aumenta la velocità di ricarica di ogni unità navale per un breve periodo di tempo. Inoltre queste corvette in legno che si stanno dando da fare contro quest'unica corvetta di classe Kasuga hanno appiccato un bel fuoco all'interno della nave, potete vederlo nella mappatura a destra, e anche la nave del comandante si sta dando da fare. Intanto anche la nostra cara torpediniera si dà da fare lanciando in acqua un bel siluro, ragazzi, lo potete notare qui, eccolo qui, è stato appena scagliato e adesso si darà da fare, andrà dritto, seguirà la sua traiettoria per colpire la nave a cui è stato destinato. Allora, la torpediniera la faccio avanzare ragazzi in modo da ottenere un raggio di fuoco maggiore e avere maggiori possibilità di colpire la nave, e così attiro il fuoco anche della classe corazzata su questa unica Temo che nave. il vostro generale corra un pericolo mortale, signore. Ecco, il nostro generale si ritrova in pericolo ragazzi, perché ovviamente il mio nemico continua a far fuoco al di sopra del mio generale, e intanto con queste due corvette mi avvicino all'avversario, che ormai sono riuscito ad appiccare un ottimo fuoco al di sopra del suo ponte. E adesso ecco che la mia torpediniera inizia a perdere un po' il morale, perché ovviamente è bersagliata dalla nave del comandante, però sono riuscito a scagliare un bel siluro, anzi due bei siluri che mi aiuteranno a distruggere le navi nemiche.
Intanto una bella esplosione ha colto la corvetta nemica, che era davvero un osso Preda alle duro. fiamme, signore. Infatti, ecco, è un osso duro da buttare giù con ben 16 cannoni, ed ecco il siluro, ragazzi, che arriverà nei pressi della nave avversaria, ed ecco qui che il nemico cerca di deviare e, come potete vedere, è riuscito a colpire la poppa della nave. Infatti non sono più disponibili gli ultimi due cannoni, come potete ben notare nella mappatura della nave. Questa torpediniera, ragazzi, è davvero una nave molto utile se è in grado, cioè se il giocatore che la utilizza è in grado di di saper sfruttare tutte le sue capacità, perché come avete potuto vedere, è importante un unico siluro, è riuscito a far fuori la poppa della nave, quindi distruggendo due cannoni, anche mandando a fuoco la nave e facendo imbarcare un po' di acqua. È davvero molto utile per distruggere il morale del nemico. Intanto adesso le mie unità hanno cambiato i loro proiettili, hanno sistemato all'interno dei loro cannoni dei proiettili penetranti, in modo da distruggere queste belle protezioni in ferro che dispone la nave del comandante. Ed ecco qui, ormai, ragazzi, potete notare 3 navi contro l'unica nave del comandante. Già il suo morale inizia a vacillare. Ecco qua, già siamo arrivati nella zona gialla, gli uomini dell'equipaggio non sanno più che cosa fare. Hanno attivato anche la modalità speronamento, ragazzi. La modalità speronamento è un'abilità utilissima che la classe Kotetsu dispone. Grazie a questo suo perno anteriore può affondare le navi nemiche scontrandosi, però il nemico l'ha usata in una maniera sbagliata, ha già iniziato a utilizzare questa abilità in queste circostanze, e nel momento in cui viene attivata la nave non può essere più comandata, e quindi io facilmente riesco a scansare il mio nemico muovendo la mia classe Kotetsu e aggirandolo con le mie Gatling che si ritrovano sul ponte superiore. Continuo a far fuoco per uccidere i miei nemici, e così ormai la battaglia può essere considerata vinta. Ovviamente la nostra torpediniera è andata via perché il fuoco è stato attirato su di essa, però è stata fondamentale per far fuggire una imbarcazione, e quindi mi ha fatto ottenere un'importante vittoria decisiva. Ma tutto questo è anche dovuto all'abilità degli uomini dell'equipaggio delle altre corvette. Quindi non c'è dubbio, una vittoria schiacciante, e i nemici sono morti o in fuga. Bene, ragazzi, eccoci all'interno di un altro scenario. Ci ritroviamo all'interno di un'altra battaglia navale, come potete ben vedere, e potete anche notare 2 schieramenti. Il mio schieramento, ovviamente di color verde, potete notare la bella nave del generale, la corazzata classe Kotetsu, e una nuova imbarcazione che ancora non sono riuscito a vedere all'interno di alcun ambito. Stiamo parlando, ragazzi, della nostra corazzata classe Warrior, è il gigante dei mari. Le navi di queste dimensioni, una vera e propria corazzata, una nave pesante, ha un armamento ineguagliabile, uno scafo solidissimo, ragazzi. Abbiamo qui 50.000 tonnellate di ferro, praticamente uno scafo solidissimo. Troviamo ben 42 cannoni, ragazzi, che fanno fuoco come una mitragliatrice semovente. Guardate un po', abbiamo anche una portata del cannone abbastanza notevole, e ovviamente anche un equipaggio sostanzioso, ben 306 uomini. Allora, a queste 2 navi si oppongono ben 4 cecchini del mare, ragazzi, ben 4 corazzate classe Kotetsu, che ovviamente e intelligentemente il nemico utilizza per bersagliare la mia nave e comincia ad andare indietro con la modalità retromarcia. Guardate un po', le navi tornano indietro, e siccome la mia nave è molto più pesante farà più fatica a raggiungerle, quindi il nemico utilizza questa strategia per colpire e affondare la mia nave. Infatti si ritrova anche in leggero svantaggio. Ovviamente ha scelto anche 3 navi in legno, che come potete vedere già la prima corvetta in legno. Sono intanto 3 corvette in legno della classe Kanko-Maru, e già 2 imbarcazioni sono riuscite a prendere fuoco, e già il loro morale è a pezzi, e quindi la mia classe Warrior, la mia bella corazzata, continua a far fuoco su di esse. Ormai il loro morale è a pezzi, e il mio generale si ritrova, se così possiamo dire, nelle retrovie, nella parte retrostante del mio esercito della mia flotta, e la tengo molto lontana per evitare che venga distrutta. Intanto riesce a far andare in fuga queste imbarcazioni. Come potete vedere, il morale della mia classe Warrior inizia a vacillare e si ritrova sul rosso fisso, perché le navi del nemico stanno continuando a scoraggiare l'equipaggio, perché continuano ad andare indietro, e quindi la mia nave non ha il tempo di avanzare e distruggerli, e così allora
per riuscire ad ottenere un vantaggio ho dovuto applicare una tattica molto importante, ovvero quella del motore surriscaldato. Surriscaldando il motore, ragazzi, quindi aumentando la velocità della nave per un breve periodo e ovviamente rischiando ecco qua, come potete vedere è stata appena attivata, e rischiando quindi anche l'integrità della nave, e quindi sovraccaricando la potenza di queste due uniche caldaie, avanzo per ottenere un vantaggio di velocità sulle unità nemiche, e ovviamente ruotando la mia imbarcazione sul frontone sinistro cerco di ottenere un vantaggio su queste 4 classi Kotetsu, che a differenza della mia nave non hanno ben 42 cannoni, ne hanno appena 3 che si ritrovano in prua, ragazzi, ed è attivo un unico cannone, come potete ben vedere. E allora ruoto la mia imbarcazione per utilizzare i cannoni sul fianco sinistro, visto che la portata è abbastanza elevata. Utilizzando i proiettili penetranti riesco a mandar via, ecco, è in preda alle fiamme, riesco a mandar via l'equipaggio nemico. Guardate un po', è una vera bomba questa nave, una mitragliatrice semovente, appunto. E attivo anche la modalità a motore surriscaldato alla nave che si ritrova nelle retrovie, per cercare di farla arrivare molto più velocemente, visto che deve dare supporto alla mia imbarcazione possente, che come potete ben vedere dalla mappatura ha perso ben 3 cannoni e dispone anche di un piccolo incendio che non supera per adesso la metà della mia nave, quindi è un incendio abbastanza domabile, e quindi continua lo scontro a fuoco. In questa modalità continuavo a far fuoco in prima persona. Ragazzi, la modalità in prima persona è davvero molto utile e anche molto coinvolgente, che integra il giocatore all'interno del combattimento navale. Quindi sarete anche voi a partecipare a questa battaglia e la vostra abilità cambierà le sorti dell'incontro. Ovviamente nel momento in cui farete fuoco dalla modalità in prima persona, spareranno tutti i cannoni che si ritroveranno sulla fiancata sinistra o destra, dove si ritroveranno le navi da far fuoco. Ecco, come potete vedere il fumo fuoriesce dai boccaporti della mia nave e continuo a far fuoco su queste unità. È arrivata la classe corazzata Kotetsu, questa classe del Shung è più intelligente e cerca di speronare una nave del genere, ragazzi, e cerca di andare avanti. Ed ecco che la mia elica inizia a ruotare in senso inverso e attivare la modalità retromarcia, e quindi il nemico non riesce a speronare la mia nave, e quindi cerca di far fuoco ovviamente con le Gatling che ritrova all'interno del ponte superiore. Ma questa unità verrà bersagliata dalla mia cara classe Kotetsu con i proiettili penetranti, e quindi il suo morale verrà buttato a terra in un ben che non si dica. Allora rimane un'unica classe Kotetsu che, come potete vedere, le ultime 2 sono state appena mandate in fuga, e adesso cerco di ruotare la mia nave per dare un bel colpo di grazia a questa piccola nave. Intanto il mio generale si sta avvicinando a tutta forza, vento in poppa, motori al massimo, anche la modalità ricarica veloce, motore surriscaldato, perché deve dare un bel aiuto alla mia bella imbarcazione. Guardate un po' come i cannoni si divertono a far fuoco al di sopra di questa nave. Ecco qui, guardate, non dispone già di qualche cannoncino. Ecco qui, il suo morale anche si ritrova molto sotto la norma. Ecco, è scoppiato anche un bell'incendio, la prua non si ritrova più, ed ecco che rimane un'unica nave. Ed è, guardate un po' la potenza di questa classe Warrior, che si è ritrovata a fronteggiare ben 7 navi nemiche, 3 in legno e 4 in ferro. E guardate un po', quest'unica nave con i suoi ben 46 cannoni è riuscita a dare un colpo di svolta a questo incontro. E adesso ritroviamo l'unica corazzata Kotetsu, che si ritrova davvero in pericolo, con ben 2 navi al suo cospetto. Ancora la classe Warrior è abbastanza integra, dispone di abbastanza cannoni e dello scafo abbastanza solido, anche se l'icona assegna il valore scafo danneggiato, è ancora ben solida da rimanere a galla. E come potete vedere è scoppiato un piccolo incendio, ma è abbastanza domabile, perché mentre la mia cara classe Kotetsu si avvicina verso il nemico, la bella classe Warrior allunga i suoi arpioni all'interno dei fondali per offrire quindi alla nave un ottimo appoggio per effettuare le riparazioni. Come potete vedere l'equipaggio si ritrova in una modalità di riparazione della nave, in modo da recuperare tutto il morale e recuperare anche la solidità dello scafo, che non sarà equivalente a quella
momento in cui la nave sarà uscita dal porto, però riesce a sollevare il morale e distruggere l'ultima nave nemica. Come potete vedere anche l'ultima nave è andata a pezzi e si sono ormai arresi, l'equipaggio si è fatto un bel bagnetto all'interno delle acque circostanti e adesso la vittoria è nostra, una vittoria di misura anche se il nemico è stato sconfitto per un ultimo colpo di spada. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!